I soci che non hanno voluto rinunciare alle vie legali sono adesso alle prese con la denuncia che hanno presentato. 4.000 cause per truffa rischiano l'archiviazione. Alessia Piovesani. Dopo Prato si teme che accada anche a Vicenza. Gli ex soci risparmiatori della Banca Popolare sono spaventati dopo la decisione della Procura toscana di archiviare i reati di truffa e di estorsione prima di inviare tutto alla Procura Berica, mettendo così una pietra tombale sulle denunce presentate in quella sede a carico degli ex numero 1 e del CDA della Vicentina. Archiviazione significa impossibilità di essere inclusi come parti offese in un futuro processo, rinunciare quindi alla domanda di giustizia. A Vicenza sono 4.000 i fascicoli aperti per truffa. Lei ha molti clienti che hanno fatto però denuncia per truffa? Il 90%. Quindi sono fuori i suoi clienti? Sarebbero fuori. E io mi chiedo perché non me l'hanno detto quando ho parlato a 2PM un mese fa. C'è un qualcosa, cosa lascia escludere a loro la sussistenza della truffa? Tra le associazioni che supportano gli ex soci c'è chi non ha timori, almeno per ora. Noi ci siamo costituiti parte offese nel procedimento che ha portato avanti la Procura di Vicenza e la Procura di Roma. Che implicano i 2 reati ancora in piedi, che sono? Esatto, che è per aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza. Noi rischiamo solo nel momento in cui Zonin, Consoli e l'ex Consiglio di amministrazione dovesse venire essere assolto. Il 22 marzo scade anche l'offerta di transazione da parte delle 2 ex popolari a chi ha rinunciato a fare causa, ma l'80% dei sì a cui puntavano gli istituti è lontano.